Ma c'hanno i nomi. Amici di Sportissimi, buon pomeriggio da Francesco Cammuta, ben trovati al Pala Oreto di Palermo. È un derby di fondamentale importanza, con tanti passaggi fondamentali tra giocatori, tra allenatori, tra dirigenti. Insomma, il meglio che il futsal palermitano in questo momento può raccontare, può esprimere, lo vediamo qui al Pala Oreto. Di fronte Mistral Palermo, Cus Palermo, 21esima, penultima giornata del campionato di Serie B Girone H, ultima recita, salvo playoff in casa qui al Pala Oreto per la squadra guidata da Marco Cappello, reduce da un filotto importante di risultati e che vuole anche confermare quella che è stata la supremazia emersa anche dall'ultimo scontro, quello che è valso la qualificazione alla Final 8 di Coppa Italia Serie B proprio ai danni dei cussini di coach Antonio Gallo a campi invertiti al Palacus. Una partita, una vittoria pesante al di là del risultato in sé, ma che ha dimostrato ancora una volta che la formazione guidata proprio da Marco Cappello al momento ha qualcosa in più. Adesso andiamo a vedere quali sono i quintetti con cui scenderanno in campo le due squadre. C'è già Di Liberto pronto a prendere posto tra i pali del Mistral, va sul parquet Mendola che andrà a fare presumibilmente da pivot per questi primi possessi. Intanto foto di rito per il Cus Palermo al gran completo. Vediamo appunto chi scenderà sul parquet per iniziare questa partita. C'è Lo Piparo in porta per il Cus, c'è Fifetto Leto, c'è Filippo Giangrande che è passato dal Mistral quando ancora la casa base della società del presidente Masotto era Carini, c'è Cascino, altro ex di turno, e c'è Capitan Totò Cassata dall'altra parte appunto Di Liberto, poi Mendola, poi Murò, poi Capitan Di Maria e infine Thomas La Barbera, che di certo vedrà tante facce note e tante facce con cui ha trascorso i primi anni della sua carriera a certi livelli. Tutto pronto per iniziare la partita. Primo giro al pallone che verrà dato dal Mistral in consueta tenuta nera con inserti oro e con i font anche dei numeri di maglia color oro, maglia giallo evidenziatore, così come giallo evidenziatore sono i calzettoni, blu sono i calzoncini per il Cus Palermo, che inizia in difesa questa partita e con il primo possesso attualmente tra i piedi di Thomas La Barbera. Muro, Mendola dunque non la torre come pivot per iniziare questa partita per il Mistral, qui proprio l'ex tra le altre della metà Catania a conquistare un fallo laterale e La Barbera subito a dare indicazioni al suo compagno di squadra prima di andare a eseguire la rimessa per Marco Di Maria. Muro lo fronteggia Giangrande, poi Mendola, spalla alla porta contro Leto che prova a dare fastidio, arriva Di Maria col break centrale, ancora Leto a intervenire senza subire fallo, Mendola la perde ancora e allora Cus che riconquista con Cassata, si complica un po' la vita, poi cerca di uscire con il suo solito passo, alla fine allontana la sfera, la mette in fallo laterale. Subito tanta intensità in questi primi 45 secondi di partita. Ricordo anche quali sono gli altri appuntamenti attualmente in corso di svolgimento, alcuni di questi con TF Fortitudo Bagheria, campionato giovanissimo Under 15 Elite in corso dal velodromo Polo Borsellino di Palermo, Castellammare Partinica Audace di eccellenza Girone A seguire ancora calcio dal velodromo, ma anche, mentre qui intanto c'è un lancio sul quale interviene Lo Piparo, poi Di Maria subito per l'1-0, subito il capitano a mettere il timbro, a mettere la firma. 1 minuto e 11 secondi, Marco Di Maria, 1-0 Mistral.
Dicevo, come ogni volta che ricordo il menù del weekend arriva sempre qualcosa. Dicevo che il menù di giornata si concluderà al Tocia Stadium di Palermo con Palermo Futsal Club Polisportiva Real Sport di Cefalù per una partita fondamentale in chiave salvezza nel campionato di Serie C1 Girone A. E adesso vediamo anche se ci sarà e quale sarà la reazione da parte del CUS. Ricordiamo, come anche da conteggi fatti sul nostro sito in sede di presentazione della partita, Mistral che cerca di andarsi a prendere il secondo posto che varrebbe il fattore campo in tutti i playoff di girone. Mistral che invece con un punto nelle ultime 2 partite si garantirebbe un posto ai playoff, considerando gli impegni dell'avversario, in primis il Drago Reale. Cassata, Giangrande, Leto. Ancora per il 10 che va da Nino Cascino. Giangrande ancora ad impostare dalle retrovie, poi tocco forse con un braccio da parte di Marco Di Maria, sarà comunque rimessa per il CUS che cerca di reagire. Cassata va da Leto, c'è il blocco di Cascino, la palla è per lui, quasi un backdoor cestistico, miracolo da parte di Ciccio Di Liberto, che poi va a cercare Mendola con la palla che esce fuori. Giocata tipica del basket, quella di bloccare per andare, il blocco in backdoor, mentre intanto Cassata prova ad andare sulla corsia di destra, lo ferma la Barbera, dovrebbe essere rimessa e non angolo per il CUS, così è. Dopo il pick and roll più che il backdoor in realtà è il movimento ad andare per poi affondare, attaccare lo spazio. Il pick and roll è proprio il blocco per poi andare a ricevere sulla corsa, diverso dal pick and pop che invece nel basket è quando blocchi e poi ti stacchi per tirare da fermo. Cascino punta la Barbera, prova a saltarlo, usa il fisico, la Barbera lo ferma, poi Mendola non riesce a scorrere. Cassata! Pareggio CUS, ruba, spara, segna. Salvo Cassata, da capitano risponde al capitano, 1-1. Assegno ai 2 capitani dunque in questo avvio fulmineo di partita, con la rete di quello che è il simbolo per eccellenza del movimento futsalistico del CUS. Tanto, come è ovvio che sia, considerando anche l'orario, non mancano anche protagonisti del futsal regionale, del futsal qui in provincia di Palermo. La Barbera impegna Lo Piparo, angolo. Sono passati appena 3 minuti e 15 da cronometro, ma già tanto da raccontare, tanto da vedere, ancora tantissimo da vivere qui al Paloreto. Qui intanto lo scavetto con Cascino che anticipa il suo vecchio compagno di squadra Salvo Murò e Di Liberto che inizia l'azione da quinto. La Barbera Di Maria, ancora la Barbera, può tornare a Di Liberto, riesce a saltare un uomo, andare da Murò che dice a Di Liberto torna in porta, non giochiamo con i 5. La Barbera contro Cascino, il blocco di Di Maria, conclusione di La Barbera murata da Cassata, altra rimessa con Cappello che impartisce indicazioni a Marco Di Maria prima di battere il fallo laterale. Riccioli per andare da Mendola, poi Di Maria. La Barbera taglia tutto il campo orizzontale, Mendola per ricevere, la palla torna nelle idee di La Barbera Di Maria, ma il passaggio è troppo forte, palla fuori. Pronto la Torre a subentrare, inizia a muoversi anche dell'aria sulla panchina del Mistral. Giangrande. Cascino riceve, sempre contro la Barbera che gli ringhia alle spalle e lo costringe a scaricare indietro su Cassata.
Qui passaggio sbagliato di Cassata, recupera Di Maria, poi Muro, Cassata al recupero, rimessa per il Mistral. Muro. Poi Di Maria chiama in causa Diliberto, il quale scucchiaia, Mendola di testa, quasi come a calcio. La mira però è imprecisa per il 27, mentre Lo Piparo litiga con la rete del Paloreto, poi ritrova il pallone, almeno sembra. Eccoci qua, ce l'abbiamo fatta. Lancio, qui il movimento di Cascino e poi la finta di colpo di Diliberto per far scorrere la palla fuori. Tanto si muovono anche Scalavino e Badalamenti sulla panchina del Cus. Cus senza Giannusa, Cus senza Samuelis Gro. Ma intanto Mendola parecchia per la Barbera, in due a murarlo. Ci pensa Cascino a toccare per ultimo e chiama già lo schema per la rimessa Marco Di Maria. Siamo quasi alla fine dei primi 5 minuti, allora primo spicchio di partita che se ne va. La Barbera, Di Maria, alza il baricentro il Cus, ma c'è Muro al duello con Cassati, 2 numeri 8, conclusione che rimpalla sugli stinchi di Salvo Muro e allora rimessa Cus con Cassata, pressa alto il Mistral, poi Lo Piparo, va da Cascino, si è mosso Cassata, incespica sulla palla Cascino e allora Muro resiste al ritorno di Cassata, finge il tiro, ancora Muro, sempre contro Cassata, arriva anche Leto che lo stende, punizione. Più uscita molto aggressiva da parte di Fifetto Leto sul movimento di Muro e quindi primo fallo della partita, 5-21 giocati nel primo tempo. Tanto la Torre è ancora lì che attende il suo momento, tutta la panchina del Mistral è in piedi per vedere l'esecuzione della punizione, poi vengono invitati tutti a sedersi. Allora lo schema, Muro, conclusione deviata, non si muove il secondo arbitro dall'angolino del campo, allora sarà appunto tiro dall'angoletto per il Mistral. Entra adesso la Torre al posto di Mendola, lo vediamo correre per provare a ricevere la palla e proprio per lui arriva Cassata, arriva Di Maria, arriva Giangrande, poi Leto a cercare di mettere ordine rischiando qualcosa, alla fine esce il Cus con Cassata, Cascino, punta ancora la Barbera, sterzata, Cascino, Giangrande subito verticale, grande intervento di La Barbera, poi non riesce Leto a servire Cassata, occasionissima Cus. Questa senza dubbio da appuntare perché comunque la verticalizzazione di Giangrande è stata veramente importante. Qui sbaglia Di Maria nel servizio per Fuentes, anche lui appena entrato così come dell'aria. Cassata ancora una volta, controllo non perfetto, lascia la porta vuota. In questo caso Diliberto non lo punisce Badalamenti. Predica calma Marco Cappello in panchina, Cappello che intanto fa muovere Orlando. Entrati Scalavino e Badalamenti nel Cus, proprio l'ex del Mazzara che lascia scorrere il pallone. Giangrande va da Cicciolo Piparo che rischia qualcosa sull'attacco di La Torre. Alla fine fallo laterale per il Cus, con Scalavino che se ne va ad occupare. Giangrande, Lo Piparo che addirittura sale per giocarla, l'anticipo tentato da Dell'Aria, c'è Cassata per un anticipo, fallo di Dell'Aria, punizione, primo fallo Mistral, 6 minuti e 29 secondi giocati.
Scalavino. Badalamenti, lascia lo spazio Scalavino per l'arrivo di Giangrande. Ancora Badalamenti a impostare da ultimo, tocca la Torre che recupera il pallone. La Torre vuole attaccare da fermo, appoggia Fuentes e zona tiro! Colpisce l'incrocio dei pali e palla fuori, si presenta così alla partita Fuentes. Badalamenti questa volta prova a sfuggire alla Torre, tocca dell'area, rimessa Cus. Cassata. Giangrande, scambiano l'8 e il 10, poi rischia qualcosa l'ex Partinico, allora recupera Di Maria. Dell'area fermato regolarmente proprio da Giangrande che prova ad involarsi. È un 3 contro 2 suolata di Giangrande. Cassata, toccò lì sotto, bravo qui Diliberto su Scalavino. E palla che esce, sarà rinvio da fondo. È successo di tutto sotto la porta di Diliberto, protesta Scalavino che voleva l'angolo. Qui il primo arbitro chiarisce la situazione, dovrebbe trattarsi di rinvio per Diliberto, così è. Qui spazio per Orlando. La Torre riesce a ricciolare su Giangrande, poi tocco per Fuentes che ricomincia da dell'aria. Fuentes la fa passare proprio per Orlando, prima palla della sua partita. La Torre subito tamponato da Cassata, allora si riparte da Diliberto. Fuentes blocca Orlando, palla per dell'area che ha spazio, dell'area contro Scalavino, serie di finte, dell'area sul fondo, dentro! E la palla che colpisce in pieno la Torre, ma non va in porta. C'è un'azione pericolosa al minuto praticamente in questa partita, ma era prevedibile che fosse così. Intanto palla lunga, c'è la spinta forse ai Badalamenti, c'è la trattenuta forse di dell'aria, l'arbitro mette d'accordo tutti e non fischia. Dell'aria con Fuentes, pressa alto il Cus. Orlando rischia qualcosa, poi Fuentes, forse fallo di Scalavino, si gioca tanta intensità in campo, Fuentes alla fine mette ordine servendo Orlando, rimane alto però il Cus. Allora Fuentes deve andare da dell'aria, mette il corpo davanti a Scalavino che commette fallo. Tanto ancora a terra dell'aria. Anche Fuentes parla col secondo arbitro che ha appena catechizzato Paolo Scalavino. E si parte con la rimessa. In gioco del pallone dopo la punizione. Qui Orlando costretto a andare da Fuentes, poi dell'aria, cambia fronte, la Torre, fermato da Giangrande che reclama una spinta, sarà comunque rimessa per il Mistral, mentre praticamente tutto pieno, diciamo così, l'anello inferiore del Paloreto. Scalavino, l'anticipo stavolta è dell'aria su Badalamenti, dell'aria, la porta su Orlando, forse una spinta, si continua a giocare, Fuentes. La Torre. Orlando da ultimo uomo contro la Grammatica, rischia qualcosa, ancora Orlando gli passa alle spalle la Torre per dargli manforte, la palla poi proprio per il 9 che passa su Giangrande, gran giocata di La Torre, lo stira giù Giangrande, primo cartellino giallo della partita per Filippo Giangrande. Si alza in piedi la panchina del Mistral ad applaudire la giocata di Claudio La Torre, veramente preziosissimo il numero 9. E dunque a metà del primo tempo, quasi 9 minuti, altrettanti secondi giocati. Primo giallo della partita.
3 falli commessi dal Cus, 1 solo commesso dal Mistral. Punizione per Fuentes che vuole giocarla al piede su Orlando. Dell'aria, sempre aggressivo Scalavino su di lui, per poco Giangrande non recupera, la fa uscire Di Liberto che poi lancia un urlaccio ai compagni. Per il momento sembrano settate così le squadre, anche se l'approccio più aggressivo del Cus per il momento fa buon gioco. Fuentes, Orlando, La Torre, Fuentes fronteggia contro Giangrande, poi tocco per Dell'Aria, doppio blocco, alla fine palla per La Torre che ha spazio. La Torre contro Badalamenti, La Torre prova a portarsela sul destro, sbatte addosso al 22 in maglia giallo fluo. Dell'Aria, La Torre, palla per Dell'Aria, forse sbilanciato, si gioca, La Torre cerca la sterzata, lo ferma Giangrande, poi Badalamenti usando il braccio di protezione contro La Torre, poi Scalavino, Lo Piparo va a lanciare, Grammatica in qualche modo col controllo, arriva Dell'Aria prima di Giangrande che però resiste, ancora Giangrande prova ad andare, c'è solo in aria Grammatica, la palla è per lui, la parata, doppia parata di Liberto, a dire di no a Grammatica. E dunque prova a mettersi in partita il 21, mentre Di Liberto in qualche modo tiene, calamita il pallone sulla botta di Badalamenti. Fuentes per La Torre, subito Badalamenti su di lui con i tentacoli. Dell'Aria, Orlando la fa scorrere subito su Fuentes, duello con Giangrande, subentra Grammatica che gliela mette in fallo laterale. Tanto torna Cascino, esce Giangrande che ha dato tutto in questi primi 10 minuti e 40, ma attenzione a Scalavino, Cascino dopo la solata, Cascino sterzata, ancora Cascino, palla per Grammatica, zona tiro con deviazione, palla sul palo, pallone che rimane lì, Cascino non riesce a approfittarne, poi prosegue La Torre che allunga la falcata a Badalamenti, poi Lo Piparo, palla che esce. E qui quanto l'ha rischiata il Mistral, con la conclusione deviata sul palo di Grammatica, fallo di La Barbera intanto. Mentre debutta in partita anche Giacomo Orlando al posto di Tony Orlando. Secondo fallo commesso dal Mistral, 8:52 da giocare. Quindi siamo oltre la boa di metà primo tempo e Badalamenti vuole calciare, colpisce in pieno il muro. Poi Cascino da terra, Scalavino però a portarsela sul destro, Grammatica, incrocia Grammatica addosso a Cascino, ma l'arbitro annulla perché c'è stato il tocco col braccio di Cascino secondo l'arbitro. E dunque annullato il gol a Cascino che mostra il petto, come a dire la palla mi ha colpito sul fianco, non sul braccio. E dunque non vale il gol di Cascino che si era portato dietro anche la porta. Io pensavo inizialmente che l'arbitro avesse annullato proprio perché Cascino ha spostato la porta, poi spunta un fallo di mano che non c'è. Intanto fallo di La Barbera, giallo. E dunque 3 falli a testa e Cus che, ripeto, sembra avere una marcia in più in questo spicchio di partita. È rientrato Murò al posto di La Torre.
Badalamenti, Scalavino, ancora Badalamenti, Grammatica spostato da Muro che riconquista la palla. Fuentes col dribbling nella tasca di Scalavino, ancora Fuentes dentro, la palla respinta da Lopiparo. Poi dall'altra parte Cascino, ritmo altissimo, tanta intensità, tanti contatti, la palla intanto esce, rimessa Mistral, ultimi 8 minuti di partita. Muro col blocco di Giacomo Orlando. Muro. Ancora si muove Orlando tra le linee, la palla è per lui. Qui l'aveva trovato con il contagiri, salvo Muro non è riuscito a controllarla Orlando, mentre torna Di Maria. È l'ex di Villauria Athletic che passa a fare il pivot. Scalavino, subito pressato alto da Di Maria, Grammatica non la tiene in campo, buona qui la pressione, buono qui l'impatto al rientro sul parquet del capitano del Mistral Palermo. Di Maria, Muro, molto lungo in campo il Mistral, Muro calcia, palla fuori, era la soluzione cercata con Muro che poi dice a Orlando di farsi trovare sul secondo palo. Lopiparo, dopo lo schema chiamato a Badalamenti, colpo di testa di Maria, quello di Scalavino, ancora il capitano di casa a cercare di giocarla, grande controllo contro Cassata, poi Di Maria, palla fuori. Cassata con Badalamenti che rischia di perderla, non riesce a passare in mezzo a due, poi torna energicamente ma in maniera ineccepibile sul tentativo di Muro, poi di Liberto, proprio a fare da scudiero, Cassata scivolata, rimessa Mistral. Livello molto molto alto oggi sul parquet del Paloreto. Muro al piccolo trotto contro Cascino, sterzata e destro, deviato, c'è Orlando che salta, Lopiparo e fa 2-1, il gol di Orlando che poi esulta e riporta avanti i suoi. Tanto qualche piccola scaramuccia nella metà campo del CUS con Muro e Scalavino richiamati dal secondo arbitro. E dunque 6:23 da giocare nel primo tempo, torna avanti il Mistral con la rete firmata da Giacomo Orlando. Muro, Di Maria, scucchiaia proprio sull'autore del gol realizzato circa un minuto fa, poi il fallo proprio di Orlando sul Leto che ha messo la gamba per primo qui. Chiamata di pura esperienza da parte del giocata di pura esperienza di mestiere del numero 3 del CUS, che fa commettere il quarto fallo ai suoi avversari. E adesso il tassametro riprende a correre. Scalavino, Leto, Cascino con la pressione alta da parte di La Barbera, Cassata, Muro riconquista e calcia subito, palla fuori.
Qui intanto pallone recuperato, Di Maria, un 2 contro 2, Mendola che è appena tornato sul parquet, ancora Di Maria, rientra il Cus, non controlla la Barbera. Cassata, Scalavino, ancora l'ex Villauria e Futura, poi Cassata fermato dalla Barbera. Qui passaggio di Leto intercettato, c'è Murò che vuole giocarla con calma, la Barbera. Colpo di testa di Scalavino, poi Cascino interviene, arriva Murò a riconquistare, arrivano gli ultimi 5 minuti del primo tempo, col Mistral avanti, con Di Maria che lancia, sulla testa ancora di Cascino, Scalavino se la sistema, Scalavino con l'entrata di la Barbera regolare, rimessa, e poi va a prendere un po' di riposo in panchina la Barbera, nell'ennesimo duello con Paolo Scalavino. Cascino finge di calciare col sinistro, poi Armaleto che tira, palla fuori, e time out chiesto da Marco Cappello. 4:41, 2-1 Mistral. Dunque termina il, almeno adesso sì, termina il time out chiesto da Marco Cappello. 4:41 sul cronometro, torna dell'aria, torna anche Mendola, dall'altra parte c'è di nuovo Filippo Giangrande nel quintetto, c'è il debutto in partita per Francavilla, altro ragazzo con tanti occhi addosso. Qui di fronte c'è anche due società che stanno lavorando in maniera egregia dal punto di vista del vivaio. Tra l'altro la storia di, ad esempio, di Samuel Isgro, che ultimo elemento di provenienza da una famiglia che mangia pane e futsal da 40 anni, uno dei vertici della formazione juniores del CUS Palermo. Tra l'altra parte Papà Isgro che allena proprio la juniores del Mistral e la sta portando ad altissimi livelli. Mendola spalla alla porta contro Leto, cerca di resistere, poi scarica su Murò. Di Maria, ancora Murò, ancora per il capitano che va da Mendola, pallone è uscito non benissimo dal piede del capitano, che poi parla con il suo numero 27 per chiamargli il movimento giusto. Francavilla, Leto, verticale, Di Maria anticipa tutti i compagni avversari, poi Murò in mezzo a due, cerca di giocarla, Di Maria, anzi dell'aria, anche col tunnel su Cassata che prova a recuperare, c'è un sandwich sul capitano del CUS che poi scivolata, fa fallo su Murò. 4 falli a testa, 3,5 da giocare. E poi chiama i compagni a alzare la pressione, ma si va subito da Mendola, palla buttata via da Salvo Murò. E Francavilla dal lato sinistro, poi ritrova il pallone, il rapido laterale del CUS. Cassata prova a passare, perde un'altra palla, non precisissimo Salvo Cassata al di là del gol segnato che era valso l'iniziale. 1-1 Di Maria, conclusione alta
Cassata, verticale proprio per Francavilla, legge bene Muro che intercetta, poi prova a passare, Cassata lo ferma, attenzione alla ripartenza del Cus con Francavilla che arma Giangrande, cerca il secondo palo 2 volte, questa volta però va in porta e la trova in pieno, 2-2, il gol di Filippo Giangrande per il pareggio. Si riprende dunque a 2,50 dall'intervallo con Mendola che riesce a servire Di Maria, il quale aggancia in qualche modo la palla, poi viene sbilanciato. Si riparte dal fondo. Con Lopiparo che va da Leto. Scucchiaiata, sbagliata. Allora rimessa Mistral. Di Maria. Apparecchia per Muro. Arriva il blocco del capitano, ancora a cercare di liberare il suo numero 8 che poi va, spalla alla porta da Mendola! Golazo di Mendola che sente il contatto, lo aggira e fa 3-2 subito per il Mistral. Gol da manuale del futsal quello di Mendola, perché sarà il 100° 1 contro 1, spalle alla porta che prende contro Leto. Stavolta ha avuto quella velocità di reazione più rapida rispetto a quella del suo diretto marcatore ed è riuscito a batterlo per andare poi a calciare. Cassata contro Di Maria, ennesimo duello tra i due capitani, a 2:10 dalla sirena di metà partita di fine primo tempo. Leto si è mosso Cassata quasi sul filo del fuorigioco, come se giocassimo a calcio. Giangrande per Leto, ancora Giangrande, appoggia per Francavilla, si gioca in pochissimi metri per non dire centimetri quadrati di campo e alla fine dell'area la fa rimbalzare fuori, vuole giocare la rimessa. 1:42, 102 secondi prima di tornare negli spogliatoi, senza dubbio per prendere fiato, perché di fiato ne devono prendere le due squadre. Di Liberto lungo sulla traversa, poi Mendola non è riuscito a ribadire in porta dopo la giocatona, l'ennesima della stagione di Ciccio Di Liberto, che anche quando non c'è da parare, anzi quando c'è da mettere in difficoltà i suoi colleghi, non si tira indietro. Qui intanto Mendola calcia, ribattuto. Muro. Di Maria contro Francavilla, l'esperienza contro la freschezza, fallo di Francavilla, l'arbitro lascia giocare, poi Muro subisce anche la carica di Badalamenti. Qui almeno 3 contatti punibili col fischio probabilmente da parte dei giocatori del Cus, poi anche con la mano Giangrande, quinto fallo giallo per Giangrande che era già ammonito e allora se ne torna negli spogliatoi Filippo Giangrande, che termina anzitempo la sua partita. E tra l'altro anche quinto fallo, mancano 46 secondi, azione tra l'altro particolare perché c'erano almeno 2 contatti punibili col fallo e col quinto fallo. Era stata l'entrata di Francavilla su Di Maria, ma anche quella successiva dello stesso Giangrande su Muro, il quale non aveva gradito il contatto vicino alla ringhierina. Tanto vediamo come giocano intanto questi 46 secondi con l'uomo in più da una parte e in meno dall'altra. Ricordiamo che se si dovesse arrivare alla fine del primo tempo in questa situazione, quindi senza gol da una parte e dall'altra, poi il Cus dovrà iniziare, no, non dovrà iniziare il secondo tempo, si riparte 5-5, quindi
perché mentre Di Liberto la gioca, non si fa ingolosire, quindi si gioca 4 contro 3, 40 secondi alla fine del primo tempo. La Torre due volte Lo Piparo in angolo, c'è a terra Badalamenti. Comunque stavo per dire una castroneria, perché comunque l'inferiorità numerica verrà mantenuta per il tempo necessario, quindi 47 secondi più 1:13 di inizio secondo tempo, a meno che nel frattempo non arrivi un gol dall'una o dall'altra parte. Angolo Mistral con Scalavino che per poco non la recupera. Fuentes in campo con Murò, Di Maria e La Torre. La Torre, Murò, Fuentes prova a bucare le gambe di Lo Piparo che risponde presente. Si continua. Di Maria, ultimi 15 secondi. Murò, Fuentes, questa volta fronteggia, poi apre nuovamente Murò, c'è Di Maria, si muove bene per il momento il Cus. Murò, ultimi 5 secondi, Fuentes deve provare a calciare, vada Di Maria, alla fine si salva il Cus, ultimo secondo del primo tempo, ma servirà solo per arrivare alla sirena. E così è. Si va all'intervallo sul 2-1 in favore del Mistral, anzi sul 3-2 in favore del Mistral, 3 volte avanti la squadra di Cappello, 2 volte raggiunta, ma per il momento il risultato sorride alla squadra nere-oro. Torniamo dopo l'intervallo, restiamo ovviamente con le immagini dai campi targati Sportisili, a tra poco. Si torna a giocare al Dino Liotta di Licata 2 settimane dopo i fatti con il San Vito Lo Capo, e in casa della capolista arriva il 90-011 Bagheria di mister Sandro Tarantino, che cerca di partire nel migliore dei modi per allontanarsi dalla zona rossa della classifica, ma subito su un calcio d'angolo battuto dalla sinistra la palla spiove e c'è il colpo di testa vincente da parte di Viglianisi, che batte imparabilmente Faraone e sblocca subito il risultato in favore dei gialloblu. E poi dedica speciale per un figlio o una figlia in arrivo per il numero 21 a disposizione di Lilo Bonfatto, che dunque sblocca subito la partita in favore del Licata. Reagisce però subito il 90-011 con questo tentativo in inserimento da parte di Balistreri con la sfera che si perde alta sopra la traversa, poi ancora azione sulla destra del Licata, Arario arma Manfrè, tiro deviato imparabilmente, palla che si insacca ancora una volta alle spalle di Faraone ed è 2-0 per il Licata. Protesta il 90-011 perché c'è un proprio giocatore a terra proprio sugli sviluppi dell'azione, ma il direttore di gara non sente ragioni e convalida la rete, torna a farsi vedere in avanti, però la formazione ospite con questo pallone messo in mezzo, l'uscita alta da parte di Federico Valenti, che poi rimane anche a terra contuso. Si riaffaccia in avanti allora il Licata con questa giocata sull'out di destra tra Brugnone e Arario, il cross di quest'ultimo, il colpo di testa di Manfrè e la palla che sorvola la traversa. Dall'altra parte il 90-011 prova a riaffacciarsi dalle parti di Valenti, che deve smanacciare in calcio d'angolo su questa conclusione velenosa da parte di Romano. Poi ancora il Bagheria che attacca, c'è questo calcio di punizione convalidato da un fallo di mano, battuta velocemente a sorprendere gli avversari, ma c'è la girata di Balistreri che sorvola la traversa, altro pallone messo in mezzo sempre dalla destra, batti e ribatti nel cuore dell'area di rigore. Poi il salvataggio decisivo è quello di Porcaro, che toglie letteralmente il pallone dalla disponibilità degli attaccanti del Bagheria. Con le immagini passiamo al secondo tempo con questo break da parte di Romeo, poi la palla al limite dell'area di rigore per il tentativo di Scalisi, che da buona posizione non inquadra lo specchio. Dall'altra parte Arario se la sposa sul destro, calibra il traversone e c'è ancora il caprone Vincenzo Manfrè, doppietta per il centravanti palermitano che firma il 3-0, poi corre verso la panchina perché c'è un compagno da andare ad abbracciare per esultare, per festeggiare per il gol del 3-0 che va a chiudere di fatto i giochi in favore del Licata. E allora c'è spazio per qualche tentativo sporadico da parte del 90-011 che cerca quantomeno di ridurre il gap qui su questa discesa sulla destra con il cross che spiove sul secondo palo. Il tentativo di sforbiciata da parte di D'Acquisto sorvola la traversa, poi altro calcio di punizione sempre in favore della squadra di Tarantino, che si fa apprezzare per la qualità di gioco nel secondo tempo, e altro piazzato che sfiora il palo.
Poi però ancora ci prova su un ottimo tentativo di pressione alta la squadra ospite, tentativo a giro con la sfera che si perde abbondantemente fuori sul tiro di Lococo. Era questa l'ultima opportunità della partita. Sul rinvio di Faraone il signor Motta di Siracusa pone fine alla partita, vince il Licata. Da Sportisile è tutto, alla prossima! Allo stadio Ilardo di Lascari scocca l'ora del derby delle Madonie tra la capolista Lascari Cefalù e il Gangi che cerca lo sgambetto alla prima della classe. Partita molto intensa, molto vivace, fin dai primi minuti, tant'è che dopo 9 giri di lancette attacca subito la squadra di Comito con la discesa sulla destra, il pallone messo in mezzo dove c'è Justice Bocciuei, il quale si libera, spara col destro da posizione molto defilata, ma riesce comunque a metterla alle spalle del portiere del Gangi ed è 1-0 in favore della capolista con Justin Bocciuei che torna al gol al quarto d'ora. Punizione telecomandata di Ivan Tarantino che sorvola di poco la traversa, ma poi torna a farsi sotto il Gangi che in una delle prime sortite offensive trova il gol del pareggio con questa perla da parte di Idrissa Camara, battuto man mano. E 1-1 all'Ilardo, grandissimo gol di Camara che di fatto sblocca la squadra biancorossa. Al 25esimo attacca dall'altra parte con Bocciuei il Lascari Cefalù, la palla messa in mezzo per Moccero, la conclusione è debole, soprattutto poco angolata, parata dal portiere, ma da qui in poi sarà quasi un monologo del Gangi che attacca al 26esimo con questa azione sulla destra conclusa da Bustos, palla fuori non di molto. Alla mezz'ora ancora Gangi che attacca, questa volta sull'out di sinistra dopo questo bellissimo cambio di gioco. Alla fine il pallone arriva dalle parti di Camara che è molto meno preciso rispetto all'azione del gol e manda la palla sopra la traversa. Poi un'azione offensiva da parte dell'Ascari Cefalù, la porta è praticamente sguarnita ma ci pensa Ogbonda a salvare sulla linea, a sostituirsi al suo portiere, a negare il 2-1 all'Ascari. Ma occhio perché Ogbonda nell'ultima azione del primo tempo sarà protagonista dall'altra parte, colpo di testa vincente arrivando dalle retrovie come un treno sugli sviluppi di un calcio d'angolo. E allora l'ex difensore del Geraci porta il Gangi in vantaggio proprio poco prima della fine del primo tempo, ma la ripresa invece si apre con il botto. Calcio d'angolo per il Lascari Cefalù, serie di batti e ribatti, serie di tocchi, alla fine colpisce la traversa Moccero che ritrova poi il pallone dopo la respinta e mette al terzo minuto il gol del 2-2, riporta in linea di galleggiamento la capolista e poi corre con rabbia ad andare a prendere il pallone perché c'è una partita da provare ad andare a vincere. E 3 minuti dopo sul calcio di punizione di Tiscione, altro colpo di testa di Moccero indemoniato in questo avvio di ripresa, la palla esce di pochissimo, poi un po' di minuti in cui il Gangi riprende le misure all'avversario e al minuto 68 questo diagonale da parte di Suarez attraversa tutto lo specchio della porta. Poi è Bustos che insieme a Camara va a recuperare un bel pallone sul lato destro. Il numero 10 serve proprio Bustos che arriva a tu per tu con man mano, ma anche grazie alla rimonta di Tarantino non inquadra la porta dovendo calciare in maniera troppo rapida. Poi al 77esimo Suarez dal limite colpisce la traversa, la palla poi rimbalza fuori dallo specchio della porta. Lascari Cefalù un po' in blackout, una delle prime volte dall'inizio della stagione in cui questo accade, ma poi al minuto 81 con Pastorella ha una grande opportunità, la spreca mandando la palla sopra la traversa e di fatto questa l'ultima azione della partita. Lascari Cefalù bloccato sul pari dal Gangi nel derby delle Madonie. Da Sportisile è tutto, alla prossima. Via del direttore di gara, via che arriva in questo momento, batte il numero 6, impegna con i guantoni Schiera che prova a bucare per vie centrali. Athletic che recupera subito il pallone, si trova tu per tu il numero 7 con il portiere, grande occasione per Conforto, ancora pallone tra i piedi dell'Athletic, palla che arriva tra i piedi del numero 7 che ancora una volta si propone nello stesso identico punto di prima, ci ha provato Conforto. Greco va per mettere il pallone in mezzo e poi entra! Quello che all'inizio sembrava un semplice cross in mezzo si trasforma nel gol del vantaggio per l'Athletic.
lancio lungo dalle parti di Greco che riesce ad agganciare il pallone, si trova tu per tu con il portiere e poi clamorosamente prende un palo. Un fallo interessante dell'Athletic. Se lo procura in particolare il numero 11 Baglione, poi tiro da fuori area. Calcio d'angolo battuto, poi pallone tirato ai limiti dell'area da Greco. Altro corner battuto. Grande rischio per i nerorosa. Lotta nell'area di rigore della Buonpastore, poi pallone che viene scodellato in mezzo e poi viene messo dentro per il raddoppio dell'Athletic che fa 2-0 e si porta ancora di più in vantaggio. Fitta subito l'Athletic che recupera un pallone interessantissimo e lancia i propri verso la porta. Arriva il tiro e arriva il gol del 3-0 per l'Athletic. Pronti a riprendere dal Pala Oreto di Palermo, secondo tempo del derby tra il Mistral e il Cus. Il punteggio lo vedete, dice 3-2 per la formazione guidata da Marco Cappello su quella allenata da Antonio Gallo. Tanto da raccontare, tanto già raccontato nei primi 20 minuti di partita. Siamo pronti a goderci questo secondo tempo che inizia con il tentativo abbastanza audace da parte di Polo Scalavino. Quintetti con Diliberto, Muro, Di Maria, La Torre e Fuentes per il Mistral. Dall'altra parte ricordo, c'è ancora da scontare 1 minuto e 13 secondi di inferiorità numerica per l'espulsione rimediata da Giangrande nel finale. Intanto palla subito dentro, intercettata da Scalavino che prova ad andare, lo ferma Di Maria fermato da Badalamenti, la palla che colpisce in pieno anche l'arbitro. Sarà comunque rimessa. Ricordo che quando sul cronometro ci sarà scritto 18:47 tornerà la parità numerica. Per il momento Lo Piparo, Badalamenti, Scalavino e Cassata i 4 giocatori in campo per il Cus Palermo. Di Maria, Muro col blocco, la palla addosso alla Torre che se la calcia in faccia. L'aveva costruita bene salvo Muro col blocco di Fuentes, ma attenzione ancora Muro. La Torre, entra Fuentes, palla per Muro, è liberissimo Fuentes, la palla va adesso da lui. Fuentes fronteggia e calcia, Lo Piparo presente, poi Badalamenti prova a tenerla, sono gli ultimi 8 secondi con l'uomo in meno. Si prepara Leto, ma c'è angolo per il Mistral. Muro, Di Maria, Muro, palla dentro, La Torre in qualche modo la controlla ancora La Torre 2 volte Lo Piparo, poi va giù nel contatto con Scalavino, tutto regolare e La Torre ha sulla coscienza almeno un paio di azioni non concluse nel migliore dei modi. Entra Cascino, non entra Leto. Quel che conta di più per il Cus è sicuramente il fatto di aver retto l'urto e Lo Piparo va a cercare proprio il suo pivot, troppo lunga la palla. Di Maria prova a lanciare lungo, fa passare La Torre che però non riesce a raggiungere la palla, preda ancora di Ciccio Lo Piparo, viene incontro Cassata, Badalamenti, Cassata, ancora Badalamenti, verticale su Cascino che torna sui suoi passi, poi inizia a fronteggiare, ancora Cascino, fallo di Fuentes. E poi qualche parolina in lingua madre, però facilmente comprensibili. Scalavino converge, Badalamenti alza la testa, finge di calciare, poi ancora a fronteggiare Di Maria. Badalamenti, suolata per Cassata. Cascino contro La Torre, i due pivot a confronto. Scalavino contro Fuentes, ricomincia da Badalamenti, energico ma regolare il 10, poi Cassata, Scalavino, calcio con la punta, deviazione di Liberto.
Non sappiamo come l'ha presa, ma l'ha presa. Infatti anche Badalamenti ci scherza su questo tiretto sporco tentato da Scalavino. Qui deviazione di La Torre, che prova a riprendersi un po', a rimettersi un po' in carreggiata. Scalavino disorienta in qualche modo Di Maria, arriva Murò su di lui, lo ferma, fallo di Murò secondo l'arbitro. E sono già 2 falli in 2 minuti e mezzo per il Mistral. È arrivata l'ammonizione per protesta per Murò. Per quanto riguarda Giangrande, ovviamente regular season finita per lui, vedremo se la sua squadra riuscirà a qualificarsi ai playoff e ritrovarlo in campo. Ricordo la composizione dei playoff: seconda contro quinta, terza contro quarta, col fattore campo naturalmente a favore di chi si è piazzato meglio. Qui Dell'Aria prova ad andare in velocità, Dell'Aria passa dall'altra parte ma intercetta tutto Badalamenti. Dell'Aria però riconquista, Dell'Aria suolata, Dell'Aria con caparbietà, con voglia e senza perdere l'osso, senza perdere di vista l'avversario, firma il 4-2 e il primo doppio vantaggio per il Mistral. Primo doppio vantaggio della partita per la squadra di Cappello, che cerca di allungare. Si sono giocati però soltanto 3 minuti, ne mancano 17, c'è una vita. Cassata prova ad andare dentro, lo ferma La Torre, poi arriva Badalamenti, c'è a terra Cassata che si è fatto male. Vediamo cosa si tiene, perché ginocchio sinistro. Si tiene il ginocchio sinistro Salvo Cassata, almeno così sembra. Speriamo naturalmente nulla di grave. C'è preoccupazione naturalmente sia tra compagni che tra gli avversari. Non so se avete visto, ha mimato il movimento Marco Di Maria nel modo di passare il pallone, si è un po' girato. È arrivato lo staff del CUS a prendersi cura del proprio capitano. Intanto è pronto ad entrare Grammatica. Riportato a braccio in panchina Salvo Cassata. Bella comunque l'immagine di Murò e Dell'Aria che danno una mano a quello che è fondamentalmente un avversario solo dal fischio iniziale alla sirena finale. Poi ci sono tanti bei rapporti in essere tra i componenti delle due squadre. Adesso torniamo a giocare. La palla dovrebbe essere del Mistral, infatti ce l'ha in mano Ciccio Di Liberto. C'è Grammatica in campo. Intanto darò un'occhiata, andrò a sbirciare, va a restituire Di Liberto e ricomincia a palleggiare il CUS proprio con il subentrato Grammatica. È entrato anche Leto al posto di Badalamenti, come avete avuto modo di vedere. 3 minuti e 22 secondi giocati. Un paio di minuti fa ha segnato il 4-2 con Dell'Aria. Il Mistral qui Dell'Aria che la liscia, si dispera, per sua fortuna non c'era nessuno a approfittarne. Eccolo, l'ex tra le altre del Real Termini. Poi Di Maria, Murò,
cerca la palla ancora indietro per il suo capitano, gli sbatte addosso, naturalmente non era un passaggio sul piede ma era un passaggio in verticale in profondità. In ogni caso palla persa e adesso giro palla per il Cus con Grammatica. Poi Leto, ancora Grammatica, cerca lo show aggressivo di Maria, non riesce però a rubar palla. Cascino. Grammatica, fronteggia proprio contro il capitano del Mistral, ancora Grammatica, sterzata e sinistro, respinto, c'è Leto, fermato da Dell'Aria. Due hanno conquistato insieme, tra le altre cose, anche una promozione in B con la maglia del Real Termini. Il capitano dell'epoca era proprio Isgro, sempre a proposito del discorso che facevo prima. Scalavino, Leto prova a fronteggiare Murò, sempre Leto, Scalavino, Cascino, attacco avvolgente del Cus con Leto che riceve ancora, cerca di liberarsi, poi va in verticale di testa dell'area, poi Murò riconquista. Murò che può avanzare, prende metri, poi rallenta, va da Di Maria con ordine, poi Dell'Aria, punta Leto, sempre palla incollata alla suola, Dell'Aria, tiro ribattuto, Cascino riconquista. E Scalavino che può prendere campo contro Di Maria, rallenta perché arriva anche Dell'Aria, allora prova a puntare da capo praticamente. Scalavino cerca dentro Grammatica, Di Maria col grande intervento, poi Dell'Aria sbaglia, Cascino, palla fuori. Murò addirittura a puntare Grammatica, praticamente era quasi sulla linea di fondo, poi Grammatica con la spinta su Murò, ha detto di gara che lascia giocare. Murò suolato e prova a liberarsi, palla per Di Maria, tutto fermo, allora si va da Dell'Aria. Di Maria prova a verticalizzare, la Torre prima di Leto, fischio contro la Torre. E terzo fallo in 5 minuti e 45, mentre non è ancora ripartito il crono. Sta ha recuperato un paio di secondi perché non era partito subito il crono, adesso ha recuperato il cronometrista, 14 minuti e 8 secondi da giocare, con Scalavino che punta Mendola, addirittura raddoppio da parte di Murò che adesso va in panchina per fare entrare Fuentes. Leto, Cascino con la virata su Di Maria e l'arbitro fischia fallo a Di Maria. Da una parte c'è Di Maria che protesta perché secondo lui non era fallo, Cascino protesta perché c'era il vantaggio. La sensazione è che ci sia un po' di difficoltà con la gestione dei cumulativi da parte del tandem arbitrale, perché anche nel primo tempo, se ricordate, prima del fallo di mano che è costato il secondo giallo a Giangrande, c'erano almeno 2 fischi. In ogni caso punizione, 4 falli commessi dal Mistral in 6 minuti e punizione per Scalavino che cerca di armare Leto, tiro sporco bloccato da Di Liberto, fiondata a cercare Mendola, lo trova, Leto gliela mette in fallo laterale. Qui intanto fallo di Cascino a palla lontana sulla Barbera, cartellino giallo per Cascino, dovrebbe essere primo fallo, vediamo. Anzi, non è conteggiato il fallo probabilmente perché è avvenuto prima della ripresa del gioco, quindi si rimane 4-0. In ogni caso giallo per Cascino, che è il secondo a questo punto ammonito della partita dopo
Muro, oltre naturalmente ai 2 gialli presi nel primo tempo da Giangrande. Fuentes, da ultimo uomo contro Grammatica. Palla giocata in avanti, intercettata, o meglio non intercettata. Lo Piparo per Grammatica che sbaglia, Di Maria tocca, poi Scalavino controlla questa palla un po' complicata. Leto. Leto addosso a Fuentes, ottiene il massimo, quindi il fallo laterale, alla fine però la rimessa la batte il Mistral. Mendola, raddoppiato, riesce a andare da Fuentes. La Barbera non va da Mendola che poi non può più ricevere sul cucchiaio del suo numero 21. Scalavino, Cascino, prova a passare, servizio per Grammatica, Grammatica sinistro, palla fuori. Sette minuti 3 secondi giocati qui al Palaureto e 4-2 Mistral. Con Mendola che prova ad agganciare, poi Leto attende il rimbalzo e se la riprende. Leto sulle manone di Diliberto, palla in angolo. Tanto proprio Leto va a fare posto a Badalamenti, spazio anche per Francavilla al posto di Cascino. Prova ad alleggerire un po' il quintetto adesso Gallo, per provare a trovare la chiave di volta giusta. Qui l'angolo per Badalamenti, poi si lotta e alla fine la palla è per il Mistral. Con Diliberto che va a lanciare, Mendola forse sbilanciato, rimane a terra infatti Mendola. E poi si ferma Grammatica perché c'è a terra Mendola. Si riprende, tutto ok per Mendola. Grammatica fermato da Giacomo Orlando che prende posto sul rettangolo di gioco, alla fine riconquista Francavilla. Badalamenti, Francavilla, Scalavino, converge, non trova compagni, adesso Badalamenti. Palla in verticale Francavilla, gli calcia addosso Di Maria, poi cerca la sforbiciata, sarà rinvio dal fondo. Qui Di Maria sta facendo segno al secondo arbitro che l'aveva toccata. Qui la Barbera, fallo, giallo, rosso perché era già ammonito, scintille con Scalavino. E qui Scalavino anche contro Orlando, hanno giocato tutti insieme. Si prende il rosso anche Scalavino.
Qui intanto quinto fallo, cerchiamo di rimettere un po' di ordine. Vediamo se si può riprendere. Fischia il primo arbitro. 3 contro 3 perché sono stati espulsi Scalavino e la Barbera. Grammatica. Poi Fuentes in anticipo. Non ho preso il momento esatto in cui è ripreso il gioco, però dovrebbe essere al 9:25. 9:25 con il ritorno alla parità numerica per entrambe, a meno che non segna qualcuno. Grammatica con la punta, Fuentes in angolo. Badalamenti. Badalamenti prova ad andare con la suola contro Fuentes, adesso un po' chiuso Badalamenti, cerca ancora luce, poi chiude Di Maria. Francavilla. Con Grammatica e Badalamenti da una parte, Di Maria, La Torre, Fuentes dall'altra. Badalamenti contro Francavilla che fronteggia Fuentes, lo chiude. Attenzione anche ai tiri liberi, perché adesso è in bonus fino alla fine della partita il Mistral. Di Liberto, La Torre, si aggrappa alla maglia, poi arriva anche Francavilla, l'arbitro fischia. Primo fallo commesso dal Cus in questo secondo tempo. Fuentes, arriva anche Di Liberto e adesso gioca quasi in power play il Mistral. Di Liberto può anche calciare, lo pipara, attenzione perché calcia Badalamenti, palla fuori. Fuentes contro Grammatica che lo guarda negli occhi, poi ancora Fuentes, palla per Di Maria, c'era stato il raddoppio. Fuentes ancora l'1 contro 1, prova ad andare sul fondo, Fuentes non riesce a giocarla, la palla esce, prova adesso addirittura con la transizione. Grammatica, chiuso Di Maria con la riconquista, poi Fuentes resiste, altro fallo di Francavilla, è giallo. Tanto arriva anche il giallo in panchina per Peppe Giglio, per il secondo portiere. Quindi ammonito Francavilla, ammonito Giglio. 2 falli adesso per il Cus, 9:40 da giocare. Abbiamo superato la boa di metà secondo tempo. Debutta in partita anche Pace. Tanto a breve si torna 5 contro 5, dell'area da una parte e Cascino dall'altra a completare i quintetti. Qui proprio la palla per Dell'Aria, arriva Lo Piparo a mettergliela fuori. L'altro Dell'Aria che è ex di turno, giocato nel Cus, nella
passata stagione, sempre in Serie B. In quel caso arrivò la salvezza. Qui Pace contro dell'area, riconquista dell'area, poi sbaglia il passaggio, arriva Francavilla ma c'è Murò, si aggrappa Pace, giallo. Terzo fallo, qui Pace non ha trovato di meglio da fare che aggrapparsi alla schiena di Salvo Murò. Non aveva commesso falli per quasi metà del secondo tempo il CUS, adesso si ritrova ad averne commessi 3, tra l'altro con i suoi giocatori più giovani, ovvero Francavilla e Pace, entrambi ammoniti. Murò. Fuentes con la ruleta su Pace, ancora Fuentes, gran giocata Fuentes, ancora Fuentes! Non trova la porta, è arrivato forse stremato al tiro. Qui attenzione alla palla lunga, Badalamenti, esce Di Liberto a farla scorrere. Otto minuti e 39 da giocare, ha avuto la palla del +3 Fuentes dopo un'azione funambolica. Di Liberto lancia lungo, Fuentes controllo in qualche modo anche con la faccia, poi dell'aria. Ancora si torna da Fuentes che prova a prendersi la squadra sulle spalle in questo continuo 1 contro 1 con Francavilla. I due non se le mandano a dire anche a palla lontana. Murò. Ancora 1 contro 1. Murò! Il palo! Stava per spaccare la porta Salvo Murò. E si salva il CUS. È il secondo legno colpito dalla squadra di casa, nel primo tempo l'aveva preso Fuentes. Qui intanto la Torre con la riconquista. La Torre chiude Francavilla, questa volta provvidenziale. Fuentes prova a puntare. La Torre virata, la Torre! La palla è uscita veramente di nulla, l'ha toccata Lo Piparo. Calcio d'angolo. Dell'aria. 7,5 alla fine. Qui rischia e sbaglia. Deve anche stare attenta ai contatti la squadra di casa, ma la Torre riconquista la palla che è uscita. È una frazione di secondo prima che la Torre potesse involarsi verso Lo Piparo. Pace. Francavilla, Badalamenti. Si butta nello spazio Francavilla, prova a servirlo Badalamenti, calcia addosso a Fuentes. Pace. Scambia con Badalamenti ancora, i due se la passano più volte, poi Francavilla da Cascino. Francavilla contro la Torre, va giù Francavilla alla ricerca di un contatto che non viene fischiato. Di Maria che è rientrato sul parquet, decide di non affrettare, va da Murò. Qui attenzione perché è rimasto a terra Francavilla, Murò non ne approfitta. Qui intanto arriva l'ammonizione. Dovrebbe essere suo Fortunato, il membro dello staff, nessun giocatore perché altrimenti avrebbe segnalato il numero, quindi ammonizione anche per lo staff.
quindi anche Alberto Fortunato finisce nel taccuino. Qui la torre, Murò, la torre in mezzo a due, la tiene in qualche modo, ancora Murò, non tira, cerca luce per trovare il tiro alla fine, si tiene la palla e si rifugia Di Liberto. Di Maria cerca di andare via Grammatica che si aggrappa, l'arbitro stava facendo giocare, poi non fa giocare, punizione Mistral. È il quarto fallo commesso dal Cus, 5 minuti, 45 secondi da giocare, sempre più 2 Mistral. È tornato anche Orlando sul parquet, Di Liberto prova a servirlo, questa è una grande palla, però arriva a chiudere bene la traiettoria Alessio Grammatica. Va a puntare, nessuno che affonda il contrasto, arriva Di Maria e gli porta via la palla, come se nulla fosse. Muro non affonda, si arrabbia dell'aria perché voleva la palla. E c'è Orlando che gestisce, non vuole affrettare il Mistral. Poi la scucchiaiata di Dell'Aria per Di Maria, chiude Cascino, rimessa. Tanto si muove anche Tony Orlando sulla panchina, si muove la torre, dall'altra parte è pronto a rientrare Fifettoleto. Di Maria ancora con la sua classe. Murò, Di Maria ha sbloccato la partita, ha trovato il gol dell'1-0, ma ha fatto anche tantissimo altro qui. Murò e Badalamenti, due treni ad alta velocità uno contro l'altro, alla fine la meglio Badalamenti perché si riparte dal fondo con Lopiparo. Cascino, blocco di Badalamenti proprio per liberare il 9, Cascino, arriva Orlando, poi ancora Murò con rimpallo, Pace riesce ad allungare la palla sullo Piparo, il dribbling su Orlando e allora Pace, l'anticipo di Dell'Aria, 3 contro 2 per il Mistral. Dell'Aria fa forse la scelta sbagliata perché calcia e attenzione perché sulla respinta prova a ripartire il Cus, palla dentro Di Liberto e adesso diventa praticamente un 1 contro tutti. Muro chiude, Pace, rimessa Mistral. Torna Leto, torna Francavilla. Ha detto tanta bella gioventù sul parquet, non soltanto vecchie volpi di questo sport. Dell'Aria in qualche modo contro Pace che deve evitare il fallo, suolata di Dell'Aria splendida per Di Maria. Di Maria si invola, Muro, Orlando esagera. C'è stata la deviazione, ma come è uscito il Mistral con quella giocatona di Dell'Aria per Di Maria. 3:38 alla fine. Rimessa per il Mistral. Qui Di Maria esagera per Murò. Palla buttata via dal capitano del Mistral che chiede scusa al suo numero 8. Francavilla converge, può anche calciare, calcia male. Muro blocca Di Maria, poi Dell'Aria. Muro finge di andare in verticale, la perde, non ne approfitta Grammatica. Qui Dell'Aria esagera contro Leto che se ne va, tocco per Grammatica, non perfetto il controllo, va a calciare, colpisce Murò, rimessa laterale per il Cus. Qui Francavilla a palleggiare da ultimo, va da Tomas Pace che punta, poi Leto, ultimi 3 minuti in corsa. Francavilla, serie di isolate, poi tocco per Pace, ancora Francavilla, a terra di Liberto che riesce in qualche modo a prendere pure questa.
Grammatica. Francavilla in qualche modo la prende. Grammatica va a calciare, calcia male. (2:25) con Fuentes sul parquet. Orlando qui prova a tenerla, in qualche modo la tiene, forse sbilanciato, si gioca, deve evitare il fallo qui. C'è Leto, calcia da fermo, palla fuori. Sembra anche un po' sfiduciato il Cus in questa fase, ma sa che basterebbe un gol per riaccendere la miccia di questo finale di partita. Orlando, Di Maria, Murò, arriva anche Fuentes. Murò contro Leto che tocca la palla, voleva questo Murò, guadagnare la rimessa. Fuentes, ancora Murò, sempre finte contro Leto, il dribbling di Murò, poi torna Leto su di lui. Di Maria, arriva Fuentes, c'è anche Di Liberto da sfruttare. Orlando, qui scontro, Francavilla Orlando. Non escludo che si siano dati vicendevolmente una testata, naturalmente involontaria. Si riprende, sono tornati entrambi in panchina. 1:30 da giocare. Grammatica, mentre debutta in partita anche Giannusa. Leto va a cercare proprio il numero 11, Fuentes prova il dribbling. Grammatica, Pace, Leto calcia, blocca Di Liberto e poi va a fiondare verso Mendola, anticipato da Leto. Arriva anche Lo Piparo che esce palleggiando, rischia, la perde. Fuentes, Orlando col dribbling su Giannusa che si aggrappa alla sua maglia, l'arbitro non lascia giocare. Giallo e quinto fallo in arrivo anche di là. Corretta, a mio modo di vedere, la decisione di fischiare e ammonire, perché comunque si era aggrappato già prima alla maglia del suo avversario. L'arbitro deve fischiare, altrimenti il gioco non riprende. Qui la pressione su Fuentes, fallo di Giannusa, tiro libero. Una sciocchezza dopo l'altra parte di Giannusa. Prima il fallo di prima, evitabilissimo, con tanto di ammonizione, e poi questa trattenuta che si poteva tranquillamente evitare sulla pressione. Che vale il tiro libero per il Mistral e c'è Murò all'esecuzione. E Murò contro Lo Piparo, 28 secondi alla fine. Fischiano gli arbitri, la rincorsa di Murò, il destro e il 5-2 che chiude i giochi, lo firma Salvo Murò.
con un po' di tensione con Leto. Si riprende con gli ultimi secondi, pallone congelato dal Mistral, che dunque vince anche questa, chiude la regular season almeno per quel che riguarda le partite interne con una vittoria nel derby contro il CUS Palermo, che adesso deve sudarsi fino all'ultimo la conquista dei playoff. Festeggia il Mistral perché ai playoff ci va e spera anche nell'ultima partita di andarci da seconda della classe, quindi col fattore campo a favore. Tanto ancora un po' di scaramucce, noi comunque chiudiamo qui con il punteggio di Mistral Palermo 5, CUS Palermo 2. Da Francesco Cammuca, dal Favoreto è tutto, alla prossima!